Va ora in onda Dentro la notizia, a cura di Manuela Gaio. Insegnare a prendersi cura dell'ambiente significa insegnare a dare valore alla vita. Il 18 marzo passato, forse è passato anche in sordina, era la giornata del riciclo. La scorsa settimana era la giornata della terra, ma come dico sempre, la consapevolezza di tutto ciò dovrebbe esserlo ogni singolo giorno. Per ottenere un futuro sostenibile c'è bisogno di collaborazione. Ognuno di noi, ponendo attenzione nella vita quotidiana, può essere la soluzione. Ho fortemente voluto in studio Hermes Zanella e Pierina Levorato del gruppo Ecovolontari dell'Unione Montana Feltrina. Bentrovati. Grazie dell'invito. Mi scuso per la voce, però questo è. Allora, partiamo a monte. Com'è nato questo gruppo? Allora, questo gruppo è nato nel 2015 quando l'allora ditta che gestiva i rifiuti nel comune di Penavena, nell'ambito dell'Unione Montana Feltrina, aveva chiesto se c'era qualche volontario disponibile ad occuparsi del tema dei rifiuti, cioè come gestire i rifiuti. Quindi la raccolta differenziata. La raccolta differenziata, ma anche cosa significa rifiuto, cosa significa lo smaltire i rifiuti e cosa significa specialmente non sporcare e cercare di tenere un ambiente pulito. In quel tempo praticamente avevano fatto un'assemblea aperta a tutti i residenti del comune, spiegando come dovevano fare per la raccolta differenziata, cioè differenziare bene tutti i vari rifiuti, latine, umido, secco, eccetera, eccetera. E alla fine di questa esposizione di questi problemi hanno chiesto se qualcuno era disponibile appunto a occuparsi ulteriormente dei rifiuti, come gestione, ad esempio lavorare negli ecocentri, fare consulenza negli ecocentri, come smaltire bene, oppure anche nei luoghi, occuparsi ad esempio di pulire delle zone, segnalare la pulizia delle zone, fare formazione e informazione nelle scuole. E io e altri 6-7 persone ci sono offerti di fare questo. E da qui è partito il gruppo? Da qui è partito il gruppo. È partito in sordina perché loro ci hanno fatto questo corso, perché hanno fatto anche un corso. Certo. A livello anche legislativo, come ci si doveva comportare, come ci si doveva anche comportare quando si vedeva della gente che sporcava, perché le legislazioni sono abbastanza tutelanti, diciamo, della persona, della privacy, quindi è molto difficile riuscire a dialogare con le persone che sporcano, perché sono proprio tutelate dalla privacy, non si possono fare nomi, non si possono fare denunce. Per fare denunce bisogna essere pubblici ufficiali, e quindi noi come ecovolontari non possiamo solo fotografare i luoghi, possiamo addirittura, se troviamo dei sacchi chiusi, dobbiamo chiamare i vigili urbani o qualche pubblico ufficiale, nella speranza che aprendo questo sacco e verificando all'interno riesca a trovare degli indizi a chi appartiene. Certo, si possono trovare degli indirizzi, Esatto, certo. È anche successo questo, abbiamo trovato degli indirizzi, addirittura abbiamo trovato numeri di bancomat, numeri di carte verdi, numeri di eccetera eccetera, no? Poi ci hanno pensato i vigili a contattare queste persone. Insomma, da qui è nato questo gruppo di 6 persone e abbiamo cominciato a pulire diciamo le vie non quelle più centrali, ma le vie più impervie, quelle più sperdute. Quelle del Feltrino, comunque. Del Feltrino, abbiamo cominciato dal comune di Penavena. Ok. E le prime volte abbiamo raccolto tutto. delle cose incredibili, dei frigoriferi, delle reti dei letto, dei materassi, delle batterie. Ma queste cose magari erano già là da tanto tempo, degli esatto. anni 70, quando le valli andavano a ruba, sì, no? Sì. Lo so. Ma abbiamo raccolto un sacco di cose proprio, degli animali morti, insomma tantissime cose. Poi piano piano diciamo che abbiamo trovato meno
rifiuti ingombranti, abbiamo trovato più roba minuta, carte, mozziconi, cioè ci siamo concentrati specialmente sulle carte, sulle plastiche, sui mozziconi, perché specialmente le plastiche e i mozziconi rappresentano un problema per l'ambiente, un grosso problema per l'ambiente. E poi magari andremo a approfondire. Comunque, finalmente posso dirti una cosa sui mozziconi, finalmente anche nelle spiagge italiane sembra non si possa più fumare, no? Mi sembra da quest'anno, quindi ben venga. Questo è possiamo dire che fa parte di una consapevolezza individuale, cioè uno getta per inerzia, getta perché non ci pensa. Per abitudine. Esatto. E invece il nostro compito è anche quello di formare e informare cosa succede quando si getta un mozzicone o una bottiglia di plastica o qualsiasi altro rifiuto nell'ambiente. Tipo un mozzicone quanto ci mette a disintegrarsi nell'ambiente? Ma in realtà un mozzicone non è che si degrada, cioè una parte si degrada, cioè quella che le parti naturali, diciamo, dove c'è il tabacco, dove c'è il catrame, la nicotina, il catrame, il tabacco eccetera, si degradano. Naturalmente prima di degradarsi fanno un danno enorme al suolo, certo, perché interferiscono con la microfauna, con la microflora, con il suolo eccetera, e quindi è una cosa molto importante non gettare. E invece il filtro, che è fatto da sostanza plastica non biodegradabile, questo praticamente si spacca in pezzettini sempre più piccoli, fino a trasformarsi in microplastiche e nanoplastiche. Cioè ci vogliono centinaia se non migliaia di anni, però succederà questo. Queste microplastiche, queste nanoplastiche, oltre a interferire anche loro con la flora, microfauna eccetera del suolo, vanno nelle falde acquifere, vanno nei fiumi, nei laghi, nei mari, e noi dopo alla fine ce le beviamo. E mangiamo il pesce. Mangiamo la verdura, mangiamo tutto. Certo. Come questa microfauna, biologicamente non ci sono filtri in natura che riescono a trattenere queste microparticelle, non ci sono filtri, e questa si deposita nel fegato, nei reni, e non sappiamo ancora bene i danni che può fare, perché non abbiamo ancora una visione d'insieme su quello che può fare complessivamente che possono fare complessivamente queste particelle. Ecco, questo è. Abbiamo parlato solo del mozzicone di sigaretta. Abbiamo parlato solo di quello, ma questo vale anche per la plastica. Ma immagino. Vale anche per quello. Successivamente, dopo lascio la parola a Pierina, con il tempo abbiamo fatto della pubblicità, ci siamo accorpati sempre di più, diciamo, e dopo, adesso spiega lei, con l'iscrizione a Facebook e ai social, siamo partiti, siamo esplosi fino ad essere più di 60 persone, insomma. Ma devo dire che c'è anche un po' più di sensibilità, no? Nei confronti certamente dell'ambiente. Tutti gli ecovolontari che partecipano alla nostra associazione sono estremamente sensibili e motivati per fare quello che fanno, insomma. Per pulire dove sporcano gli altri, perché questo non è bello. No, infatti. E non tutti sono disponibili a fare questo. Lo so. Infatti per questo avete la mia veramente stima e anche il mio applauso per voi, che lo fate come volontari, bisogna dire anche questo, no? Esiste una consapevolezza di un ambiente pulito. Anche perché pulite, magari passate dopo un mese è di nuovo uguale. Ancora meno, ma però diciamo di sì. Ho capito. Pierina, avanti pure te Pierina, di che cosa ci parli? Allora, io parlo un po' dell'attività che abbiamo fatto in questi anni. Appunto, nel tempo il gruppo è cresciuto, è aumentato, come diceva Hermes, fino ad arrivare alla 60 di iscritti attuali, di cui l'anno scorso hanno partecipato attivamente alle raccolte 45 persone, quindi anche un buon rapporto tra iscritti e partecipanti, perché non sempre nelle associazioni chi si iscrive poi è attivo. E ovviamente c'è un range, no, sono persone che vengono 1 o 2 volte all'anno fino a persone che hanno fatto più di 40 uscite nell'arco dell'anno, ma va bene così, perché proprio con lo spirito
del poter dare una mano e investire in questa sensibilità si è andati via via crescendo. Tanto è vero che tutti gli ultimi iscritti sono arrivati a prendere parte alle nostre attività perché ci hanno visto per strada, perché ci hanno incontrato, perché hanno partecipato alle varie giornate di pulizia, dalla Puliamo Feltre, che quest'anno è stata la sua seconda edizione, alle giornate di pulizia di Santa Giustina, sempre organizzata da noi ecovolontari, oppure hanno partecipato alle giornate ecologiche organizzate dai vari comuni. L'Unione Montana Feltrina raggruppa 11 comuni e su questi 11 comuni non riusciamo ad andare in tutte le zone perché magari quelle più periferiche c'è un po' più difficile, però sostanzialmente anche l'anno scorso siamo riusciti ad andare almeno in 9 che non sono pochi, che non sono pochi dei comuni dell'Unione Montana. E la nostra attività si svolge principalmente lungo le strade a maggior scorrimento, quindi i posti dove abitualmente anche le amministrazioni fanno fatica a mandare qualcuno a ripulire, o le parti in cui anche dove possono passare, non so, le spazzatrici o quant'altro, non si arriva a pulire. Racconto questo breve aneddoto dell'ultimo Puliamo Feltre. Alla giornata ecologica hanno partecipato anche dei componenti dell'amministrazione comunale, e uno di loro ha detto: ben certo, tutti questi mozziconi che sono per terra e sono nell'aiuola, nessuna ditta di pulizie potrebbe mai raccoglierli, no? Ecco. Quindi anche il fatto di poter rendersi conto di persona di cosa c'è bisogno è stato importante. Nell'arco di questi anni noi siamo passati, giusto per dare qualche numero, dalle 271 ore di attività come ecovolontari del 2018 alle 2160 dell'anno scorso, quindi c'è stata proprio una bellissima impennata, grazie soprattutto a ciò che è accaduto nel 2020-2021, momento in cui abbiamo aperto una pagina Facebook e abbiamo cominciato a pubblicizzare le nostre attività. Quindi un po' perché ci vedono per strada, un po' perché ci vedono sui social. Abbiamo anche una pagina Instagram per quelli più giovani che non seguono Facebook. Oggi siete a Radio ABM, no? E quindi ci sentono un po' in tutto il mondo. Wow! Abbiamo tutti i nostri connazionali che sono fedeli ascoltatori e che benissimo, quindi porterete la vostra esperienza. Chissà che sia di stimolo magari per altre realtà, no? Sì. È proprio successo l'altro giorno che mi chiama una nostra iscritta e mi dice: si è trasferito in uno dei comuni dell'Unione Montana un signore di 80 anni che viene dal centro Italia, e lì dove era faceva l'ecovolontario, voleva sapere come fare a iscriversi perché vuole continuare la sua attività qui, quindi non c'è limite di età, non c'è limite di età. Poi lo spirito con cui noi siamo per strada è esattamente lo spirito che sentite adesso qui, insomma, goliardico. Ma sì, un po' goliardico. Certo, c'è già tanta tristezza su quello che dovete fare, perché raccogliere tutte queste che basterebbe poco, basterebbe che ognuno fosse consapevole di quello che sta facendo. Questo cioè, è il la punto. Consapevolezza. Questo manca. è il punto. È quello che manca è proprio la consapevolezza. Siamo in un momento storico in cui l'essere consapevoli è un optional. E questo lo vediamo in tutte le situazioni, in tutte le attività. Complice anche il multitasking che tiene occupata la mente su tanti aspetti, che quindi insomma le persone non sono presenti a ciò che fanno, no?
Infatti, se noi troviamo qualcuno per strada che butta via il mozzicone e gli chiediamo perché, intanto quello che ci troviamo di fronte è una persona che rimane sorpresa dal fatto che qualcuno possa chiedergli perché di una sua azione, e la risposta è l'ho sempre fatto. Quando le risposte sono gentili, quelle non gentili ve le risparmio. Certo. Prima si parlava delle attività nelle scuole. Questo è un nostro grande desiderio che quest'anno ha cominciato a concretizzarsi. Abbiamo cominciato ad andare in una scuola a Pedavena. Qualche giorno fa una delle nostre volontarie, che peraltro è anche un'insegnante di inglese, è andata a fare un'attività nella scuola coniugando l'aspetto ecovolontario con le lezioni di inglese, e quindi insomma si stanno muovendo diverse iniziative, e ciò a cui noi teniamo è che possa passare un messaggio che è un messaggio non puntiforme, cioè domani abbiamo la giornata della terra, si pulisce perché è la giornata della terra, e gli altri 364 giorni non si pulisce, no? Allora queste iniziative lodevoli vanno bene se però è l'occasione per seminare qualcosa. Quindi anche ci hanno chiesto recentemente di affiancare degli istituti superiori per fare delle iniziative di pulizia, e noi abbiamo detto sì, noi veniamo volentieri, organizziamo i gruppi, organizziamo la raccolta, perché questo è il nostro saper fare, ma prima vogliamo incontrare gli studenti, vogliamo spiegare a loro perché non si butta. Certo, è fondamentale. E perché non si butta sia da un punto di vista di responsabilità, di consapevolezza personale e quant'altro, di rispetto dell'ambiente e tutto, ma anche per, come spiegava molto bene Hermes prima, per il contenuto di ciò che va buttato via implica, no? Nell'ambiente. Perché è normale che uno ti dica ben dai, per una cartina di caramella, ben dai, per un mozzicone, una robettina così, cosa vuoi che sia? Sì, ma sappiamo di cosa è fatta quella robettina lì? Come la gomma da masticare, no? Come le gomme da masticare, insomma, come... Che se sono piccole, voglio dire, però hanno un Sì. impatto sull'ambiente che è deleterio. Sì, poi noi ci troviamo a incontrare le contraddizioni della vita moderna, tipo le deiezioni canine, no? Altro elemento di abbandono. Allora, già è fastidioso quando le deiezioni sono abbandonate lungo le strade, nei marciapiedi, Certo. ma è ancora più fastidioso trovarle dentro i sacchetti e lanciate che si appendano agli alberi o nascosti sotto le siepi, perché che senso ha? Ecco, a proposito di consapevolezza, che senso ha raccogliere per poi nascondere, mascherare e quant'altro, insomma. Il comune di Pedavena e di Feltre sono sensibili a queste problematiche, secondo voi? Sì, c'è stato un incremento della sensibilità proprio anche grazie a ciò che hanno visto fare da noi, perché in linea di massima le amministrazioni, ma anche le persone normalmente, quando camminano per strada, gli chiedi: ma secondo te è sporca Feltre, ad esempio? Ti dicono no. E allora, se Feltre non è sporca, come mai in 2 chilometri del letto della torrente Uniera, che abbiamo pulito 3 settimane fa, abbiamo raccolto 12 sacchi condominiali di rifiuti? Beh, se fosse sporca
Mamma mia. Ecco. Quindi anche hanno cominciato a vedere quante cose raccoglievamo, e questa cosa ha fatto sì che ci fosse una maggiore sensibilità da parte degli amministratori, che inizialmente ci vedevano un po' come vabbè, questi qua hanno voglia di ecco, e invece quando hanno cominciato a vedere sacchi, cioè noi l'anno scorso abbiamo raccolto più di 600 sacchi di rifiuti durante le nostre attività, e quindi si rendono conto di questo. Addirittura ci sono le persone delle ditte che sono addette alla raccolta, che quando noi facciamo la raccolta poi mandiamo le foto di dove sono i sacchi, e loro vanno li recuperano. a recuperarli. C'è tutto un accordo fatto nel tempo, e una di queste che peraltro è una persona molto sensibile, molto attenta, dice: ma voi dovete dirmi dove le scovate tutte queste immondizie che riuscite a raccogliere. Ed è effettivamente un qualcosa che non era più possibile non vedere da parte delle amministrazioni, per cui insomma sì. Io trovo che sia corretto comunque andare nelle scuole e negli istituti superiori, perché come dicevi giustamente tu, Pierina, se noi seminiamo bene, forse un domani questi ragazzi saranno più responsabili della nostra generazione, perché questo dobbiamo dirlo, Noi non siamo per niente responsabili. No. Parlo in generale adesso, sì, no? Sto generalizzando, però credo sia così. E quindi è importante, però, come dicevi giustamente tu, prima spiegare e poi in un secondo tempo la raccolta. E poi, come dicevamo anche in questo incontro di cui parlavo prima, che abbiamo avuto con il preside in questi istituti, che una volta fatta la giornata di pulizia possa seguire il fatto che quella scuola si prende l'incarico nell'arco dell'anno scolastico di tenere pulita una zona. Lo fanno già dei gruppi, questa cosa, che si prendono a carico un pezzettino di strada o di sentiero e comunque lo tengono pulito. Sì. E questa è la maniera corretta. E questa è una cosa che poi diventa tuo quasi. Esatto, no? Andando in giro nelle scuole questa cosa la scopriamo. Anche quando siamo stati a Pedavena c'era un ragazzino che è intervenuto dicendo: io con i miei amici ci fermiamo nel campetto quando abbiamo finito di giocare e raccogliamo quello che c'è da raccogliere, no? Stessa cosa la nostra volontaria, che è quella che è andata a fare gli incontri in inglese, ha trovato anche lei dei bambini che hanno detto la stessa cosa rispetto ad altri parchetti, ad altre cose. Quindi come dicevi anche tu prima, comincia a crescere una certa sensibilità, un po' anche perché c'è da dire che comunque in questi anni, un po' con la giornata della terra, un po' perché c'è un'altra giornata di Lega Ambiente, un po' perché ci sono varie iniziative, è occasione anche per gli insegnanti di dire qualcosa, di fare qualcosa, di far raccogliere. Però effettivamente secondo me basterebbe anche poco, cioè se ogni istituto individua alcuni gruppi che tengono pulita la zona, va bene, perché non può essere che all'interno del perimetro della scuola o appena fuori del perimetro della scuola ci siano lattine, cartacee e quant'altro. Cioè, non può essere, no? Proprio dallo stimolo di tenere pulita la classe, lo spazio, e allargando si creerà una sensibilità differente. Bisogna andare verso un cambio di rotta, e questo lo sappiamo ormai tutti, insomma. Certo, sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo su tutto quello che hai detto. Ma se qualcuno volesse entrare a far parte del vostro gruppo, avete un indirizzo mail, dove vi contattano? Allora, il nostro... O dovesse chiedere più cose, sì, magari qualche scuola, che ne so. Allora, l'indirizzo mail è
ecovolontari.umfeltre, che sta per Unione Montana Feltre, @gmail.com. L'indirizzo è analogo a quello del Facebook, e quindi possono trovarsi o via mail o su Facebook, insomma. Perché è una cosa molto interessante, perché è dalle nostre piccole azioni quotidiane che possiamo avere dei bei risultati, perché sembrano, e diciamo sempre ma sono quelli in grande che sporcano, che fanno, e invece no, no, perché anche noi nel nostro piccolo ce la mettiamo tutto per contaminare, per inquinare, per fare tante cose, no? Che non vanno bene per l'ambiente. Allora, io posso dire cosa mi ha spinto a diventare un'ecovolontaria. Ecco, questo è interessante. Io camminavo per strada ed ero molto infastidita per tutto quello che c'era. Mi sono arrabbiata, mi sono lamentata, ho parlato, ma guarda tutte queste cose lasciate in giro, non si dovrebbe. E poi mi sono fatta quello che una volta si chiamava esame di coscienza, non so se è ancora attuale, e mi sono detta, ti dà fastidio? Pulisci. E eravamo subito dopo Vaia, dove anch'io ho partecipato come tantissime persone a dare una mano, no? Certo. E su questa onda, in passeggiata ho incontrato una delle ecovolontarie che stava raccogliendo, e da lì insomma è nata, ecco. Per cui l'appello è un po' a tutti: se ci dà fastidio qualcosa che nell'ambiente non funziona, la prima cosa che possiamo fare è chiederci, io personalmente cosa posso fare, e donare magari anche un po' di tempo, no? Un po' di tempo, certo. Che porta senz'altro una bella leggerezza, un sorriso e anche un modo di stare insieme. Un modo di stare insieme con gente che condivide anche le tue certo, ideologie. Certo. E per me, ma come per molti dei nostri volontari, non c'è niente di più appagante che girarti dopo che hai raccolto e vedere i colori della natura e non i colori falsati del rifiuto per terra. Sono perfettamente d'accordo. Hermes, vuoi aggiungere qualcosa alla conversazione? Tu come sei nato? Diciamo. Come sei nato come volontario? Appunto. Anche tu ti sei chiesto cosa posso fare? Sì, ma io me l'ero già chiesto da parecchio tempo, il discorso del cosa posso fare, perché io lavoravo in un'industria alimentare. Ho lavorato tutta la vita in mezzo ai veleni, diciamo controllando acque, controllando alimenti, eccetera, no? E quindi mi sono reso conto di cosa volesse dire la contaminazione da veleni dell'ambiente, specialmente dell'acqua, ma anche dei prodotti, eccetera. Quanto terribile sia. Questo praticamente mi ha indotto a cercare di migliorare tutto quello che sarebbe stato possibile migliorare, insomma, dalla gestione dei rifiuti all'ecocentro, perché io presto tuttora servizio all'ecocentro di Piedavena. Sempre da volontario? Sempre da volontario, naturalmente nessuna retribuzione. A questo ci teniamo a sottolineare. Certe volte purtroppo anche ingiurie. Immagino. Perché la gente si infastidisce quando la obblighi a fare una cosa, allora si infastidisce perché non è abituata a lavorare secondo una logica ben precisa, e quindi si infastidisce e ti manda a quel paese magari anche in malo modo. Comunque non importa, l'importante è riuscire a convincere la gente che tutto quello che si fa per l'ambiente alla fine ritorna a noi stessi e ai nostri figli anche, comunque. Ai nostri figli, ma è una questione di principio, no? Noi non possiamo stare sopra la natura, comandare la natura siamo noi, siamo dentro la natura, quindi dobbiamo comportarci di conseguenza, dobbiamo cercare di rispettare la natura, e naturalmente tanta consapevolezza, tanta conoscenza, ma tanta, perché non solo sentire tutte le news dei media che ci raccontano, tante volte ci raccontano delle opportunità economiche magari o delle cose sfalsate. Dobbiamo farci noi una cultura, abbiamo diciamo la forza, abbiamo anche la fortuna, no? Di riuscire a fare della formazione, di riuscire ad appropriarci della conoscenza,
perché ci sono tantissimi testi, tantissimi scienziati da ascoltare, no? Quindi è molto importante riuscire a salvaguardare l'ambiente, soprattutto per noi, ma anche per i nostri figli, ma per tutti. Certo. Bene, io vi ringrazio Hermes e Pierina per essere state qui con noi, è stata una bella chiacchierata, mi auguro che tante persone raggiungano la vostra consapevolezza, il che sarà molto dura, ve lo dico già, però qualcuno c'è e tra le nuove generazioni io ho veramente tanta fiducia. Grazie mille. Grazie a lei. Avete ascoltato Dentro la notizia, a cura di Manuela Gaio.